Buonasera, buonasera, ha preso paura. Certa età, ragazzi, una certa età. Buonasera a tutti amici di GD Faro Team. Oggi siamo qua a Boyon, al teatro centro civico di Boyon. Ma per dirlo bisogna fare così, ok? Hai proprio l'accento di Marghera tu. Marghera. Va bene. Quasi insegnante di lettere. Ciancio alle bande e bando alle ciance. Allora, cosa siamo venute a fare qui? Ovviamente non si capisce. No. Non si capisce. Allora, mettete, adesso noi facciamo un indovinello, voi mettete in pausa e 5 secondi voi perché siamo qui. Siamo qua per un concorso, il primo indizio, che tratta della storia di un luogo collegato a Venezia al turismo. Via! Potete mettere in pausa? Miss Riviera del Brenta, chi non c'è arrivato è cieco, cioè è l'unica motivazione. Allora, cara Giulia, oggi è la prima selezione natalizia, edizione Natale, Miss Noel. Che sei gioia! Contenta? È Natale, manca poco, ma sai qual è la cosa ancora più bella di questa selezione? Io sono costipata fino a qua. A parte questo, la cosa più bella di questa selezione è che è l'ultima che ci chiude l'anno del 2024. ed è anche la prima, tra l'altro. Cioè è l'ultima ma è la prima. Incredibile. E le ragazze avranno un'uscita speciale. Assolutamente. Che non diciamo qual è. Quest'anno vi vogliamo dare 2 spoiler su Miss Riviera del Brenta. Perché quest'anno Miss Riviera del Brenta ha deciso di rivoluzionarsi. Quest'anno, che in realtà è il prossimo, però inizia da ora, quindi è tutto complicatissimo qui. Miss Riviera del Brenta ha deciso per questa nuovissima edizione di rimodernare 2 cose. Aggiungere un'uscita particolare e speciale e aggiungere un contest all'interno del concorso. Noi non vi diremo quale, non vi diremo nulla, però io vi dico restate sintonizzati fino alla fine per conoscere bene tutti i dettagli. Ma detto questo, Beatrice, direi che adesso noi dobbiamo iniziare una diretta. Assolutamente sì, siamo già pronti. Che voi in realtà avete già visto, perché questo video esce dopo la nostra diretta, quindi voi avete già visto questa parte. Ma soprattutto dobbiamo lasciare spazio a Chiara, alle Miss e a tutta la serata. Noi ci vediamo alla fine, se interviste si potranno fare. Signore e signori, è con noi Chiara Perale. Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti, grazie Renato per siete ogni volta che un'emozione nuova, grazie anche se ci conosciamo ormai da tanto tempo, grazie a Renato Trincanato, un applauso va per lui invece, organizzatore di Miss Riviera del Brenta dal 2015. Questo appuntamento che è nato come raccolta fondi per il tornado che ha colpito la Riviera del Brenta, poi appunto è cambiato negli anni, si è evoluto, è cresciuto e adesso è promotore della bellezza, non solo di queste ragazze ma anche del nostro territorio. Grazie ovviamente a Capoluogo Maggiore questa sera per ospitarci, per far partire la nuova edizione di Miss Riviera del Brenta 2025. Un applauso quindi anche al comune, all'amministrazione e in particolare alla signora Fausta Marinello in qualità di presidente dell'associazione Antes Capoluogo Maggiore e tutto il gruppo Antes proprio per questo supporto e ovviamente naturalmente, come dicevo, all'amministrazione comunale di Capoluogo Maggiore nella persona del sindaco Mattia Gastaldi, questa sera però rappresentato dall'assessore Luca Callegato che è anche nella nostra giuria, quindi grazie ovviamente per questo importante appoggio, perché sappiamo che eventi come questo non sono semplici da realizzare, è sempre tutto più complicato, però ci vuole sicuramente tanta determinazione e passione e qui Renato ne ha da vendere a tutti. Un grazie va anche alla tua fedelissima compagna di viaggio, Deborah, che se non ci fosse lei, anche lei, una delle tue 2 donne, l'altra invece qui dietro, la nostra Chiara, che tra poco vedremo sul palco. Io vorrei fare un applauso anche per, oltre che per Chiara, anche per Luca, che gestisce un po' tutta la parte organizzativa, dalle scalette, insomma fa quadrare tutto. Un applauso veramente a tutti gli sponsor che ovviamente di cui parlerò tra pochissimo e che conosceremo meglio, e questa sera vado a salutare anche l'altra parte della squadra, l'abbiamo sentito prima, il nostro DJ Walter. Ciao Walter, ben trovato con i tuoi aiutanti di Babbo Natale, dato che manca poco. Grazie veramente per il service audio e luci, grazie ai nostri fotografi ufficiali, Marco Monetti, dove sta? Ciao Marco, ben ritrovato. Paolo Purese qui sotto in pole position, ciao Paolo, è un piacere ritrovarti, ti vedo ringiovanito, cosa hai fatto? Hai tagliato i capelli,
E grazie anche a Alessia Corò, che chiedo se può venire qui Alessia, perché quest'anno ci sono delle novità. E una delle novità è il contest fotografico, perché dovete sapere che appunto il Ministero Rivera del Brenta può dare e aprire la possibilità di iniziare un percorso bello all'interno dei contesti di moda, di bellezza e non solo, grazie a un contest che avete indetto voi cari fotografi di Miss Rivera del Brenta. Spiegaci meglio Alessia. Allora, ricordiamo che comunque il 2025 è l'anno in cui Miss Rivera del Brenta farà il 10° anniversario e per il 10° anniversario noi di Miss Rivera del Brenta abbiamo pensato di organizzare questo concorso in cui verranno in ogni serata, quindi ad ogni serata della selezione, parteciperanno alcuni fotografi nuovi, magari con nuove esperienze o già con esperienza di formazione fatta, e avranno l'opportunità di essere valutati secondo dei criteri stabiliti dal nostro team, e il vincitore che arriverà alla finale, quindi all'ultima serata della finalissima 2025, riuscirà a poter partecipare anche agli eventi esclusivi. Quindi abbiamo la giornata Lido, quindi con la mostra del cinema, il Palio del Vezzante o tutti quegli eventi a cui solitamente partecipano solo i fotografi ufficiali. E quindi insomma abbiamo la possibilità, grazie a voi ragazzi, di insomma introdurre anche nuove leve, forze lavoro nuove anche nella team dei fotografi ufficiali. Questa sera tocca a Davide, se non erro. Dov'è Davide? Eccolo Davide. Ti senti un po' la pressione addosso? Un pochino, no, devi divertirti, vorrete sapere quello che sai fare, lo fai qui, e quindi ti ringraziamo anzi per questo tuo contributo. Grazie ancora Alessia per questa spiegazione impeccabile. Io ringrazio anche il nostro media partner, il nuovo Terraglio, e ovviamente l'altra squadra che ci porta ovviamente in giro non solo per l'Italia ma per il mondo, grazie a Gigi Ferro Team, Mario Molesi e le sue girls. In alto siamo proprio nere? Ci siamo su Facebook? No. YouTube, allora salutiamo anche tutti gli amici di YouTube, ovviamente la bellissima Giulia Urbinati e la nostra Beatrice Tomada, sono le nostre due Charlie's Angels. Va bene. Allora, pubblico, siamo pronti? Prima ho sentito un pubblico bello attivo, adesso mi si è già. Che è successo? Facciamo sentire un applauso per le nostre ragazze! Perché parliamo di bellezza, parliamo ovviamente di bellezza anche del nostro territorio. Partiamo proprio da Campo Longo Maggiore, che ha origini risalenti al Paleolitico e in epoca moderna è territorio anche di insediamenti romani. La città, oltre a conservare un ricco patrimonio storico e culturale, presenta anche numerose chiese antiche e percorsi naturalistici immersi in un suggestivo paesaggio. La città offre anche delizie gastronomiche tipiche e un calendario vivace di eventi culturali e tradizionali che animano la comunità locale. Ricordiamo tra l'altro il famosissimo Carnevale del Dolce di Boione, che è giunto ormai alla 47esima edizione. Insomma, un luogo tutto da scoprire tra arte, cultura e gastronomia. Insomma, cosa vogliamo di più? Una realtà incastonata nella nostra bellissima Rivera del Brenta che noi amiamo così tanto. Quindi grazie ancora ovviamente per averci aperto le porte di casa in questa prima selezione di Miss Riviera del Brenta. E quindi ho già sentito che prima Renato ha detto che le ragazze sono emozionatissime, è vero, confermo, c'è una energia veramente molto particolare qui dietro, quindi direi di conoscere in una prima veloce così uscita, perché ci hanno preparato qualcosa di molto bello e interessante per voi, le ragazze di questa prima selezione di Miss Riviera del Brenta.
così cercando di sciogliere un po' l'attenzione con questo bellissimo balletto che hanno preparato, capitanato da Catherine Canato. Grazie ragazze, in bocca al lupo ovviamente, ma buon divertimento a tutte, andate pure a prepararvi perché tra pochissimo entriamo nel vivo del concorso, iniziamo ovviamente a conoscervi anche di più nelle varie uscite grazie alla nostra fondamentale, brava Chiara. E allora abbiamo visto le prime ragazze, così un piccolo assaggio delle ragazze che partecipano questa sera alla prima selezione di Miss Rivera del Trento 2025, ma io vorrei fare un piccolo passo indietro con la Miss in carica, Miss Rivera del Trento 2024, Erika Grigio. Vieni Erika! Che questa sera è in giuria, ma lei è stata da questa parte, quindi tutte queste emozioni le ha già provate. Ovviamente a vivere quella bellissima della finalissima che ti ha incoronato Miss Riviera del Brenta 2024. Buonasera Erika, bellissima. Sei ancora un po' emozionata? Purtroppo. Ah sì, è bello che ci si emozioni ancora. Allora raccontami un po' Erika, come è andato questo, intanto il tuo percorso, insomma come l'hai vissuta tu e cosa è accaduto dal momento in cui ti hanno incoronato Miss Riviera del Brenta 2024. Da quando mi sono incoronata, mi hanno incoronato. Ti hanno incoronato, se non c'è ancora mai stata da sola che si è incoronata da sola. Molti impegni, tutti meravigliosi, uno più bello dell'altro, ma il mio preferito è stato quello in cui sono andata insieme ad altre Miss all'ospedale dei bambini malati per consegnare loro. Ammetto che volevo stare più tempo perché c'era un tempo limite, non potevamo stare più tanto, però volevo stare molto più tempo perché mi aveva detto fare di gioia, bellissimi, meravigliosi, avevano i cuori, gli occhi, esatto, gli occhi a cuore che mi guardavano tipo la fata di Natale con l'abito enorme rosso dell'800, bellissimo. E sono molto contenta di fare queste belle esperienze comunque e sono emozionata di vedere le ragazze di oggi sfilare perché sono tutte bellissime. Perché sono la prima potremmo dire Erika, quindi insomma rompono il ghiaccio loro in questa edizione di Miss Rivera del Brenta. Come vedete appunto Miss Rivera del Brenta non dà solo opportunità da un punto di vista legato alla moda, alla bellezza, ma anche con un risvolto sociale molto importante. Questo è un bene che ci siano concorsi di bellezza che utilizzano, se vogliamo utilizzare questo termine, appunto la bellezza delle ragazze, però ovviamente per fare del bene anche a delle persone, dei bambini che insomma hanno bisogno anche di noi. Prossimi progetti, cos'hai così in questo 2025? Che cosa hai chiesto a Babbo Natale? Aspetta, scendiamo anche un po' più in centro, che siamo un po' decentrati. Cosa hai chiesto a Babbo Natale, Erika? Fortuna nel lavoro, voglio fare successo. Oh, che determinata! Non me la ricordavo così. Bello, mi piace, vedete anche come crescono queste ragazze. Ricordaci anche quanti anni hai? 20. Sei giovanissima, quindi hai tutta una vita davanti, però hai le idee chiare. Quindi, il prossimo step oltre alla fortuna, che non basta, lo sappiamo. C'è Renato che mi consiglia di fare Miss Italia. Ma io non lo so sinceramente se andare a Miss Italia dopo appunto aver finito l'anno assieme a Miss Rivera del Trenta o cercare di andare a Milano. Ok, quindi comunque secondo moda. Esatto. Dai che ti vedremo sfilare in qualche passerella importantissima, noi te lo auguriamo tanto Erika, davvero. Grazie mille Erika Grigio, questa sera veramente anche nella nostra giuria Miss Rivera del Trento 2024. Allora, presento anche gli altri componenti della giuria, a partire, l'ho citato prima, Luca Callegara, assessore allo sport, sicurezza e digitalizzazione. Buonasera, grazie per essere con noi e grazie ancora ovviamente per questa opportunità. Io ringrazio e saluto anche Andrea Duga, co-titolare insieme alla mamma Anna che era qui dietro, non so se adesso è nel pubblico. Eccola lì Anna, non ti vedevo, che hanno tra l'altro questa sera curato l'acconciatura delle nostre ragazze del Salone Anna di Calcroce, quindi grazie ovviamente per essere con noi anche in questa occasione. Saluto Svetlana Vinicenko, spero di averlo detto giusto, perfetto, presidente di Gym Academy, giudice nazionale ginnastica ritmica e responsabile della base nazionale di ritmica Europa.
questa sera insomma hai portato una buona parte della tua squadra che vedremo qui appunto in questa occasione, e grazie ovviamente per essere anche nella nostra giuria. E infine Cristina Bornea, titolare del negozio di recente apertura Station District, che vedremo tra l'altro sfilare, di Campagna Rubbia, che si trova in via Bressamin. Grazie a Cristina. E allora le votazioni questa sera saranno non su 2 ma su 3 uscite, la prima in body da gara, la seconda in abito elegante e la terza, dopo che siamo prossimi al Natale, ovviamente a tema Christmas, quindi vedremo anche le ragazze come interpreteranno questa terza uscita. Io saluto velocemente anche gli sponsor prima di entrare proprio nel vivo del concorso, quindi grazie ad Autofficina FJ, Tecnotime, Fioreria Villa Katia, Butterfly by Anna, che la vedrete sempre lì, Almina, sempre più bella anche te. Ma che è successo in questi mesi? Siete andati alla spa? Bene, mi ispira del 30. Mi ispira del 30, che avete così belli. Il Body Shopping Center, salone appunto di Anna, le simpatiche canaglie, Session District e Veneta Flex. Grazie ovviamente a tutti questi sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa serata. E allora, siamo pronte quindi per conoscere le nostre ragazze. Io quindi mi faccio da parte, vedo se sono pronte, sono tutte pronte. E allora direi di iniziare, come sempre, dalla numero 1. Lei è Claudia Callegaro, ha 17 anni, viene da Campagna Rubbia ed è qui questa sera perché vorrebbe diventare una fotomodella. Vittoria Bruniera, numero 2. Lei ha 16 anni, viene da Santa Maria di Sala e lei piacerebbe partecipare per riuscire a superare la sua diffidenza e per una sua soddisfazione personale. Quindi ognuno ha le proprie motivazioni con le quali si è presentato questa sera a questa prima selezione di Miss Via del 30. Facciamo un applauso anche a Vittoria Bruniera. Continuiamo con la numero 3, Elisa Canistiato, ha 19 anni, viene da Casiera e lei questa sera partecipa perché la moda è una delle sue più grandi passioni e poi perché pensa che la bellezza femminile sia un valore inestimabile. Numero 4, Gioia Cavallari. Gioia, 16 anni, viene da Piazza d'Artico ed è qui questa sera perché le piace il mondo della moda. E continuiamo con la numero 5, Aurora Colorato. Lei ha 20 anni, viene da Padova ed è qui questa sera perché dice potrebbe rivoluzionare la mia vita. La vede proprio come una grandissima occasione quella di questa sera. Andiamo avanti con la numero 6, Anna Piraro. Lei ha 15 anni, viene da Piove di Sacco ed è qui questa sera perché le piace il mondo delle sfilate. Lascia il posto allo spazio la numero 7, Maddalena Rossi, 15 anni, viene da Campagna Rubbia
E lei questa sera si presenta qui questa sera perché le piace fare nuove esperienze e pensa che sia un'ottima occasione per crescere, ma anche per divertirsi. E andiamo avanti con la numero 8, Carolina Formenton. Lei ha 14 anni, viene da Venezia e lei è qui questa sera perché vorrebbe fare la differenza, dimostrare che la bellezza non è solo ciò che vediamo esternamente. E concludiamo con la numero 9, Vanessa Gatti. Lei ha 17 anni, viene da Agna e partecipa questa sera perché mentre sfida si sente calda. Ama infatti la passerella, la fotografia e l'arte e poi perché le piace tutto questo gioco. Allora devo dire che sono state bravissime perché rompere il ghiaccio così subito in voti da gara non è semplice, soprattutto anche per chi lo fa per la prima volta, quindi davvero un applauso a queste ragazze, bravissime! E allora, prima uscita andata, adesso sono pronte le ragazze per la seconda uscita, quella in abito elegante, e quindi lascio di nuovo il palco per richiamare la numero 1, Claudia Callegaro. Claudia Callegaro numero 1, ricordiamo che ovviamente le ragazze hanno scelto l'outfit con il quale presentarsi questa sera. Questa uscita si va a valutare ovviamente la bellezza, l'eleganza e il portamento di queste ragazze, se sono giovanissime, ognuna di loro ha la propria personalità. E questa è la numero 1, Claudia Callegaro. Vogliamo lei a 17 anni viene da Campania Lucchia. Continuiamo con la numero 2, Vittoria Bruniera, 16 anni, viene da Santa Maria di Sala. Andiamo avanti con la numero 3, Elisa Carestiato, 19 anni, e lei viene da Caser. E ha portato tutto sul glitter questa sera per abbagliare la nostra giuria. Sappiamo bene che la bellezza non sta solo nel vestito, ma ovviamente anche il lo indossa. Grazie a Elisa Carestiato e continuiamo con la numero 4, Gioia Cavallari. Gioia 16 anni da Destinatico. Sceglie rosso anche Aurora Tronato con il numero 5 della verità di Diego Padova. E arrivato il numero 6, Anna Geraro, 15 anni, viene da Chiodi Sacco. Un applauso per Anna Geraro che lascia il posto
15 anni della Campanella. Continuiamo con la loro ospite di Napoli con 14 anni e viene da Venezia. Grazie Carolina. E concludiamo con la loro nome, Vanessa Galli, lei ha 17 anni e viene da Anna. Facciamo ancora un bel applauso anche per Vanessa Galli che chiude il sorpresone anche di questa seconda uscita in abito elegante e elegantissime tutte, ovviamente alcune anche hanno abbozzato un tema natalizio con la scelta del colore rosso, ma il tema natalizio lo vedremo effettivamente tra pochissimo. Chiara, ti sei calata ancora di più nel tema natalizio per anticiparci la terza e ultima uscita valida per il concorso, che è quella ovviamente a tema Natale. E allora Giulia, siamo pronti quindi per rivederla ancora una volta? Erika, qualche squadra a testa? Le ragazze sono pronte? Allora direi di ricominciare come sempre dalla numero 1, Claudia Calligaro.
5, scusate, Aurora Coronato. Era il numero 5 Aurora Coronato che lascia la passerella per dare spazio al numero 6 Anna Piraro. Grazie Anna, e arriva la numero 7 Maddalena Rossi in una versione molto elegante. Carolina Turmenton, potremmo dire che punta su un Babbo Natale casual, anche un po' high school. Non c'è dubbio, stiamo parlando di Babbo Natale. Che conclude ufficialmente anche quest'ultima uscita valida per il concorso. Allora, continuiamo adesso con invece le ispirate dei nostri partner, dei nostri sponsor, a iniziare da quello conosciutissimo ormai di Butterfly, perché quando parliamo di passione che si fa lavoro e quando poi la fantasia anche stuzzica la passione, ecco che l'abilità manuale di Anna realizza dei gioielli davvero incredibili di qualità, di bigiotteria presso il suo laboratorio negozio di Calcroce di Campo Nogara, e questa sera vedrete la prima parte della sua ricca collezione di fantastici monili che sono veramente tutti da scoprire. E allora facciamo un bel applauso per le proposte di Butterfly.
Butterfly, andate a scoprire anche tutte le altre bellissime proposte che può realizzare la nostra Anna, che ormai è una abituée ministra del detto. La salutiamo perché la ringraziamo, perché adesso è il momento di conoscere anche un'altra nuova realtà. Ho detto che è nata da poco e sto parlando di Fashion District, ma anche di simpatiche canaglie. Le simpatiche canaglie di Fossone è un negozio di abbigliamento bimbo da 0 a 16 anni che vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore. E Jenny, che è la sua titolare, sarà lieta di accogliere voi e ovviamente i vostri bimbi in questo nuovo magico dove la moda è sinonimo di comodità, praticità e qualità. È chiuso lunedì mattina, il punto vendita si trova a Fossone, in viale Pisani 6. Questa sera Jenny ha selezionato per noi alcuni outfit che saranno indossati per l'occasione dalle bellissime ginnaste di Gym Academy, quindi da una sfilata molto interessante e particolare, accompagnati da un altro bene che è appunto Fashion District, da oltre 20 anni nella grande distribuzione. Federica ha deciso di assecondare la sua atavica passione per la moda proponendo grandi marchi, tanta qualità, accompagnati da cortesia e professionalità. Fashion District propone anche capi per la linea girly e moda maschile per tutte le età e il punto vendita si trova a Campanutia in via Bressanini. Questa sera abbiamo il piacere di presentare un piccolo assaggio della linea autunno-inverno 2024-2025 in un'uscita insieme, davvero da non perdere.
prime 6 fasciate di questa prima selezione di Miss Riviera del Brenta 2025 che cominciamo parte da qui, da Capoluogo Maggiore, per continuare il suo tour lungo le bellezze della Riviera del Brenta. Facciamo un applauso a Luca che l'abbiamo citato all'inizio, ma era dentro del Brenta che mi porta il foglio con le premiazioni. E allora, un applauso lo facciamo a questa signora del microfono. Signora! Vabbè, manca Mi poco. sono addormentata e non ho capito nulla. È vero, sei la nostra bella proprietaria. Guarda, signorina. Diamo a pedale, un applauso! Grazie. Non accetterò mai questo termine, però è vero, sono la signora. Vabbè. Che ci vuoi? Allora, siamo pronti quindi per accogliere ancora una volta tutte le nostre 9 ragazze per le premiazioni. Prego! Ovviamente capitanate da Miss Riviera del Brenta in carica Erika Grigio. Delle premiazioni, ricordandovi che la corona della vincitrice di questa tappa e di tutte le altre tappe è stata realizzata interamente a mano da Anna di Butterfly. Grazie Anna ancora una volta per la tua partecipazione. E allora ragazze, siamo pronti per le premiazioni, quindi iniziamo dalla sesta classificata, Miss Verità Flex. A premiare abbiamo Delphi Carraro, titolare di Verità Flex. C'è? Non c'è? Fai tu Luca? Va bene, allora abbiamo Luca che premia Miss Verità Flex 2025 con un premio offerto ovviamente da Verità Flex, uno dei nostri partner, dei nostri sponsor. Miss Verità Flex 2025 è la numero 1, Claudia Cavigaro. Complimenti Claudia! Eccolo che ce l'abbiamo! Ma infatti mi sembrava strano. Leggi! Grazie, complimenti a Miss Verità Flex Claudia Cavigaro. E continuiamo con la quinta classificata, meglio, Miss Salone Anna. A premiare Andrea Giogaina, co-titolare del Salone Anna. Miss Salone Anna riceve un premio offerto ovviamente dal Salone ed è la numero 7, Madame Rossi. Miss Salone Anna, quinta classificata è Maddalena Rossi. Complimenti Maddalena, grazie. Ancora a Andrea Dogà e ad Anna, grazie mille.
Station District. Quarta classificata, Miss Station District 2025, la numero 8, Carolina Formenton. Complimenti a Miss Station District, la numero 8, Carolina Formenton. Ed ora saliamo sul podio, Miss Antea Scampolongo Maggiore 2025, che riceve un premio offerto da ovviamente Antea Scampolongo Maggiore. A premiare abbiamo il signor Gottardo Zanni. Eccolo qua, presente. Buonasera, buonasera. Miss Antea Scampolongo Maggiore, la numero 4, Giaia Cavallari. Complimenti a Gioia Cavallari, Miss Antea Scampolongo Maggiore. E passiamo alla seconda classificata. Intanto ringraziamo anche i bouquet offerti dalla Fioreria Villa Katia. Seconda classificata, Miss Campolongo Maggiore 2025, a premiare abbiamo l'assessore Luca Callegaro, che riceve un premio offerto dall'amministrazione del comune di Campolongo Maggiore. Miss Campolongo Maggiore 2025 è la numero 9, Vanessa Galli. Complimenti Vanessa, Miss Campolongo Maggiore 2025. C'è Renato che vuole dire una cosa? Aspetta che arrivo. Allora facciamo prima così. Io intanto prima di coronare la prima, quindi Miss Noel, volevo ricordare che dalla seconda classificata alla sesta possono ovviamente partecipare alla prossima selezione, però solo per il primo posto, ok? Perché voi siete già finaliste, voi avete già la vostra fascia, è ovvio che adesso tentate per un qualcosa di più, quindi per la corona e basta. Quindi siete invitati a partecipare anche per le prossime. Coloro che non volessero prendere la fascia questa sera, non disperate, perché abbiamo il 21 febbraio, pensa dove andiamo, la cucina di Crema. Torniamo lì. Una bellissima location, vi consiglio veramente di venire perché è una cosa fantastica. E poi ancora il 17 maggio in una delle ville qua della nostra Riviera del Brenta, e in più ci sono fasce speciali, quindi hai voglia, partecipate, non perdete mai, mi raccomando. Possiamo qui consegnare il microfono dai nostri amici del service. E allora, prima classificata, Miss Noel 2025, a premiare abbiamo Chiara Trincanato insieme a Erika Grigio e Luca come fiorista, questo è oltre a tutto. Il premio è offerto dall'amministrazione del comune di Campolongo Maggiore. Ovviamente anche l'assessore dovete premiare. Se vuole sì, Sì, no, l'assessore
l'assessore premia. Se vuole premiare siamo ben contenti. Ci Io vuole. devo anche Svetlana nell'elenco. Anche Svetlana, sì. Svetlana, dai, forza! È timida, la ragazza è timida. Guardala! E allora, Miss Noel 2025, prima classificata, è la numero importante, come sempre diciamo, che vi divertiate in primis. Grazie ancora al pubblico per essere stato con me questa sera, grazie alla nostra giuria, grazie a tutti i nostri collaboratori, saluto gli amici da YouTube. Ciao ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie a Mario. Grazie a tutti, noi siamo, scusate ma dobbiamo consolare, con lei che ci è stata un po' male. Facciamole un grande applauso perché qui povera che è un po' disperata, però ci sarà un'altra occasione. Grazie, buonanotte a tutti, buon Natale! E ugualmente buon Natale anche da parte mia. Ci vediamo alla prossima! Ciao, grazie, buonanotte! Eccoci qui, la prima selezione è giunta al termine, abbiamo le nostre prime fasciate, la nostra prima coroncinata. Ormai questo termine è stato coniato, di mia proprietà, mi raccomando, nessun altro lo deve usare. E io sono qui con la nostra Miss Veneta Flex 2025, buonasera. Buonasera. Allora, ormai lo sapete anche voi, ripetetelo dopo di me. Nome, cognome, età, da dove vieni, cosa fai nella vita, sogni, hobby, hai mai ucciso un criceto, il numero di scarpe, non lo so, il tuo colore preferito, tutto quello che ti pare, segreti reconditi, come sta il fidanzato, vai! Allora, mi chiamo Claudia Callegaro, ho 17 anni e faccio studio alberghiero all'Istituto Musatti di Dolo e il mio colore preferito è rosa. Che risponde a una delle mie domande finalmente. E che cavolo, ogni volta mi prendono tutte in giro, brava, grazie. Il moroso sta bene. Ah, bene, grazie moroso, lei è bellissima, molto bene. E il mio sogno è fare la poliziotta scientifica, che non c'entra tanto con questo ambito, però mi appassiona moltissimo anche l'ambito della moda. Come ti è venuto in mente così un giorno ti sei svegliata e io voglio far parte della scientifica? Perché guardando film, giocando a vari giochi mi ha proprio coinvolto, ecco. Ecco, molto bene. Sei stata contenta questa serata di aver preso la tua fascia? Sì, molto, molto, molto. Bene, adesso sei tu buoni in finale. Sei pronta? Bisogna sì, pensarci al vestito. Arriva presto, fa presto. Proprio dietro l'angolo, guarda, adesso c'è il Capodanno, dopo c'è il Carnevale, dopo che festa c'è Pasqua. A posto, 2 secondi, siamo già lì, pronti, belli che buoni, quindi io ti lascio andare a casa e noi continuiamo con la quinta classificata. Amici di G di Ferro Team e anche con Miss Salone Anna abbiamo la seconda fasciata della serata, quindi colei che è stata fasciata per la seconda volta durante la serata. Questa bellissima mora l'abbiamo già vista, l'abbiamo già conosciuta, ma dato che durante la diretta magari si può essere iscritto qualcuno all'ultimo minuto, noi ti chiediamo di ripresentarti al nostro pubblico e poi ci facciamo una chiacchierata. Ciao a tutti, sono Maddalena Rossi, vengo da Campagna Lupi e ho 15 anni. Cosa fai nella vita? E nella vita studio, faccio il liceo scientifico e poi pattinaggio è la mia più grande passione. Quindi tu saresti più propensa per il pattinaggio o la moda?
Allora. o la pattinatrice modella, perché esiste, ve lo posso assicurare anche questo. Esatto, perché non fare tutti e due? Perché non fare entrambi? Sei stata accompagnata da qualcuno questa sera? Allora sì, mio papà che mi ha mollato qua davanti a via. Fantastico. Vai, hai avuto però comunque un gran tifo, comunque da parte del pubblico, Sì, quindi sì, non ti sì, sei sì. sentita sola con le tue compagne, è andato tutto bene. Esatto, La serata è stata te la sei bellissima. goduta. Eri bellissima anche tu in versione Noel, va detto. Avete tutte avuto tanta fantasia nel poter realizzare i vostri costumi. Sei stata soddisfatta di questa fascia? Sì. Riparteciperai per ottenere la corona? Vedrò quello che vedrà. Vedremo un pochino come va, anche perché deve ancora iniziare Esatto. l'anno, quindi godiamoci un attimo di panettone, un po' di pandoro, di pausa. un po' di pausina e dopo quando la Befana se ne va ci pensiamo. Noi ti ringraziamo e passiamo alla Grazie. prossima miss. Quarta classificata, Miss Station District 2025. Adesso lei farà 2 passi indietro, io farò 2 passi avanti, così si vedrà chiaramente che sono arrabbiata. No, sto scherzando. Ciao Stella, buonasera, benvenuta. Lei è? Carolina Formenton. Prego, si presenti, dica tutto quello che le pare, che le viene per la testa, basta che ci dia il tesserino fiscale. Prego. Buonasera a tutti, sono Carolina Formenton, vengo da Mestre, frequento il liceo Morin, che è un liceo scientifico delle scienze applicate. Io adoro le scienze, in particolare la medicina, in quanto all'università, dopo finita scuola, vorrei proseguire e diventare un chirurgo. Prendiamo il numero. Prendiamo il numero, che Sì. chirurgo vuoi diventare? Vorrei diventare un chirurgo plastico e ricostruttivo. Oh, eccolo qua, Giulia. Prenda pure il numero, dopo successivamente lei lascerà il numero a Giulia. Quando avrà terminato i suoi studi, eccoci qua, presenti, siamo qui. Va bene. Volentieri. Era la tua prima volta questa sera? Sì, era la mia prima volta. Che bello. Sì. Com'è stata la tua prima volta? Molto emozionante, non avevo mai fatto qualcosa del genere né nel mondo delle sfilate o comunque dei concorsi, però voglio proseguire perché secondo me è una grande strada che si può aprire anche per il mio futuro e non solo agli studi. Sì, dai, chiaramente è stata contenta quindi di essere fasciata. Sì, molto. La fortuna del principiante, capito? Quando sei bella, vedo, prima volta che sfili, non hai idea di cosa stai facendo, tac, a posto, prima finale. Sei contenta? Sì. Anche io ho 2 metri di gamba, vedi? Va bene, lasciamo Sì. stare questo per bim bum bam. Bene, allora io ti saluto, ci vediamo alla finalissima Sì. e passiamo alla terza classificata. E con Miss Anteschi Campolongo Maggiore, una bionda. Ce l'abbiamo. Anche questa sera sembrava impossibile, che eravamo in pochi, ma una bionda siamo riusciti ad averla perché sennò veramente eravamo disastrati. Buonasera tesoro, Buonasera. presente del nostro pubblico. Sono Gioia Cavallari, vengo da Fiesto d'Artico e ho 16 anni. Quindi diciamo che giochi un pochino in casa, perché tu sei della Riviera. Sì. Vicina qua, comodissima. Chi è venuto qua con te oggi? I miei genitori e mia sorella. E quindi hai avuto un gran sostegno. Sì, Ti assolutamente. sei divertita? Sì. Ti aspettavi tanto. la fascia? In realtà no, perché quando ho sfilato con il vestito in elegante mi sono un attimo intorcolata. Vabbè, ma è anche un po' il bello della diretta. Poi l'importante è dimostrare anche alla giuria, in questi casi come hai fatto tu, che con eleganza si può sempre risolvere un problema piuttosto che magari fare una brutta caduta. Quindi questo non era una cosa da cui ci dobbiamo preoccupare. Anche lei 2 centimetri di gamba, poco niente. Va detto veramente, complimenti ai genitori. Tu cosa fai nella vita? Io studio all'alberghiero al Musatti di Dolo e basta, mi piace tanto fare concorsi di moda e sì, mi piace questo mondo qua. Quindi nel tuo futuro ti vedi più come albergatrice, poi No. non so che ramo di specializzazione fai, o più come modella? Per adesso come modella, perché la scuola che sto facendo in realtà non mi piace neanche, però la devo fare, quindi Potevamo magari cambiare. ma l'ho già cambiata. Ah, ok, va bene. Il diploma serve anche a volte solo per poter accedere a un'università, quindi volendo in un futuro tu sai che puoi iscriverti in una qualunque università d'Italia, magari specializzandoti ancora meglio in questa tua passione, quindi non è mai detto, perché c'è veramente gente che fa un professionale da praticamente niente e poi diventa chirurgo, magari anche cardiaco, quindi non è mai detta l'ultima parola. Assolutamente. Noi ti auguriamo il meglio, ci rivedremo e
buonanotte e buon Natale se non ci vediamo, perché alla fine va detto, voi adesso ridete tutti, io lo so, ma adesso dal 20 in poi va detto, perché non sai più quando vedi la gente e poi sei scortese. Buone feste. Anche a voi. E con Miss Campolongo Maggiore siamo con la seconda classificata, che è... Buonasera a tutti, sono Vanessa Galli, abito ad Agna e studio moda al liceo artistico Este. Cioè studi moda al liceo artistico? Sì, è un indirizzo. È un indirizzo. Chi lo sapeva? Cosa fai tu a scuola di bello? Adesso sto iniziando a cucire i primi abiti e niente. Ti piace? Sì. Bene, hobby, passioni, non so, vuoi diventare astronauta? Insegno pattinaggio alle bambine. Che bello, che meraviglia. Sì. Che tipo di pattinaggio? Artistico, a rotelle. Bello, è che non si vede tanto in giro, perché No. si vede più quello su ghiaccio, però anche quello a rotelle devo dire che è meraviglioso. Sì. Mi piace? Sì. Bene, ora torniamo a noi. Sei contenta? Moltissimo. C'è stata questa clip meravigliosa di te in primo piano, perché vi avevamo prese tutte quante, avevamo una visuale, e c'è stata proprio te quando sei stata chiamata che hai fatto mia? Così Sì. presa? Diciamo che non me l'aspettavo per niente, Quindi sarai abbastanza contenta, devo dire. Sì. Bene, io allora, tu hai detto tutte quante le tue credenziali, vuoi lasciare l'Iban, non lo so, un saluto? Auguro una buona feste. Giustamente, salutiamo la mamma, il papà, il fratello amoroso, Sì, salutiamo. chiunque sia, molto bene. E quindi, amici, non ci resta che arrivare alla nostra prima coroncinata. E siamo arrivati Eccoci. alla Miss della serata, Miss Noel, che è la prima vincitrice della prima tappa di Miss Italia del Brenta per l'anno 2025, colei che sarà la prima ad accedere alla finalista, Eccetera, esattamente. durante la fine della stagione dei concorsi delle Miss. La prima coroncinata, detto questo adesso la facciamo andare via perché tanto abbiamo la clip dell'anno scorso. No! Non ce l'abbiamo perché ce l'hanno rubata la clip sua dell'anno scorso, quindi tu sei proprio, noi diciamo sempre noi l'abbiamo già rivista, l'avete già rivista, tu in realtà non hai avuto Non ti questa ha visto occasione. nessuno! Quindi ora sei obbligata a fare una presentazione coi controfiocchi, hai avuto un anno di preparazione, prego. Vada! Buonasera a tutti, io sono Elisa Caristiato, ho 19 anni e vengo da Casier in provincia di Treviso. Attualmente sono iscritta alla facoltà di farmacia e nella vita sono anche una ballerina di danza classica e oltre a questo i miei hobby sono la palestra, la lettura e in generale stare all'aria aperta. In generale lei non dorme, è semplice, è proprio matematica, cioè 24 ore in una giornata, studia farmacia, fa la ballerina, gli piace leggere, va in palestra, Fai concorsi. vero? Le ore della giornata concluse, cioè ciao. No, sai che altro fa? Fa qualcosa alle ciglia perché ha delle ciglia allucinanti. No, lei studia farmacia, quindi lei sa Cosa- che prodotti mette. Cos'è che fai a quelle ciglia? Insegnami, ti pago. Non Mi è fai una ripetizioni. sponsorizzazione, ma uso un mascara di pupa. Non è una sponsorizzazione, non mi hanno quelli pagato sono per naturali. dirlo. Sì, sono naturali. Appunto il mascara non fa quello, Ah, sono ok. naturali. E che ne sai tu? Lo so perché ne hai 4, vita mia, ti trucco io. Niente, non ce la facciamo. Allora, cara Elisa, eccoci qua. Quanto contenta sei? Parecchio, perché non me l'aspettavo. Il secondo anno consecutivo ho detto figurati e invece eccomi qua. No, invece ti dovevamo un'intervista da coroncinata, quindi siamo stati un po' noi mi sa a portartela. Sì, è stato un po' così, l'universo. È stato l'universo. Comunque noi dobbiamo farti i complimenti e soprattutto li voglio fare io per la tua uscita a tema. Grazie. Che è stata veramente bellissima, l'hai interpretata molto bene, secondo me sei stata anche la, possiamo dirlo, la migliore, perché comunque hai vinto a interpretarla, hai avuto veramente quel tocco di glamour, eleganza, ma comunque stile, sembri molto un angelo di Victoria's Secret in versione natalizia. Però non piangere, perché hai rimani tra noi. quadri di mascara, perché io la vedo da là, non lo vedo quando ne ha. Allora, a chi dedichiamo la tua coroncina stasera? Beh, di sicuro alla mia famiglia che è qui a vedermi, ci sono mia mamma, Ciao, mio mamma. fratellino e mio papà. Ciao fratellino e papà. Poi anche a me stessa perché io ci metto veramente l'anima in queste cose e anche al mio ragazzo. Oh, e c'è qua il ragazzo stasera. No, non è potuto venire. Malissimo, basta, alla finale
finale, però se arriva alla finale, perché intanto bisogna vedere se arriva il panettone. Arriva il panettone. No, e deve arrivare anche all'ombrellone. L'uovo di Pasqua c'è prima, la Befana. Ha voglia, ha voglia. Però io vorrei solamente dire una cosina. Fratellino è il doppio di lei. È vero, è vero. Ma Fratellino, io pensavo fosse più grande, mi sta confermando, io piccolo, gli arriva qua, ragazzi. È pazzesca questa cosa, cosa gli danno da mangiare. Comunque Chiedi a mia siamo mamma. molto, molto felici di te che per questo secondo anno consecutivo, per la prima tappa, tu abbia vinto. È una bella soddisfazione. Adesso mi raccomando, prepariamoci, perché adesso hai più tempo delle altre. Tu da un lato sei avvantaggiata ma svantaggiata, perché hai più tempo delle altre per prepararti alla finale, però dato che hai più tempo i giudici aspetteranno molto di più. Quindi però, dato che sei bella, sei brava, l'abbiamo visto in tutte le tue uscite, mi raccomando. Va bene. Bene, cara Giulia, io direi che si è fatta una certa. Allora, io direi che dato che sei fatta una certa, diamo il microfono a lei che fa lei gli auguri delle buone feste. Oh, mi sembra un'ottima idea. Noel, Prego, Miss Noel faccia un bel augurio ai nostri amici di GD. Prego con Catwalk solamente fino a lì, vai. 1, 2, 3, via. Auguro a tutti un buon Natale e di passare delle bellissime feste con le vostre famiglie e i vostri cari. Un bacio da Miss Noel. Brava, complimenti, assunta. Per gli auguri di Natale, perfetto. Bene, auguri per tutte le feste, eccola qua, presente. Eccoci qua. Abbiamo, come potete vedere dalle nostre spalle, C'è più si è nessuno. concluso tutto, perché veramente da qua possiamo vedere che non ci le nostre bottigliette d'acqua della diretta, basta. Esatto, è il tavolo da smontare e tutto il resto da smontare. Solo noi manchiamo da smontare, Giustamente. tipo poverini il service del palco, perché Che sta noi lo aspettando stiamo noi. occupando in una maniera folle. La serata si è conclusa. Coroncinata l'abbiamo coroncinata, la fasciata le abbiamo fasciate. 9 ragazze sono state fasciate, ben 6, tra le quali 4 potranno ripartecipare per poter vincere la corona in un'altra tappa. Io vorrei capire che matematica fai tu. Le prime 2 sono 6 fasciate. Dalla seconda alla sesta possono partecipare per la prima. No, la seconda no. Può partecipare anche la seconda? Sì. Allora, io non ho fatto matematica sbagliata, ho capito io male. Ma non capiamo proprio niente. No, ho capito male quando ha parlato Va Renata. bene, dai. Infatti dalle nostre 6 fasciate 5 potranno ripartecipare per poter avere la corona, per poter accedere alla finale. Quindi per chi vuole una soddisfazione in più lo può fare. Certo, Dovrebbe però essere tutte quante da comunque 30 a 40. Esatto, che comunque abbiamo- tutte quante a prescindere adesso queste 6 fasciate sono entrate di diritto alla finale. Ok, io per adesso Beatrice con te qui su questo palco. Mi stai chiedendo di sposarti? Amore mio. Io e Beatrice vogliamo dire questa cosa. Si è concluso l'anno del 2024, questo è l'ultimo video di un concorso che vedrete, probabilmente anche l'ultimo video che verrà pubblicato in quest'anno. Vi vogliamo fare auguri di buone feste, vi ringraziamo per essere stati dei nostri, aspettatevi tantissime cose dal 2025. Ci sono tante novità in pentola. Stiamo lavorando a tanti progetti, però io sono madre, lei è universitaria, abbiamo tante altre cose al di fuori di Fire Team e nonostante ci dedichiamo tanto tempo, quindi questo vi vogliamo ricordare, ve lo vogliamo ricordare. Stiamo cercando di lavorare per portarvi più contenuti possibili, al di fuori anche dei concorsi, ora ci lavoreremo. Vi vogliamo bene, grazie per essere sempre dei nostri, presenti nelle dirette sui nostri social. E detto questo, noi vogliamo chiudere l'anno così con voi, con un bacio e un abbraccio, e ci vediamo nel 2025 più di prima, e mi raccomando cerchiamo di arrivare al 1.000.000 in questo 2025. Sarebbe, o almeno al $500.000, dai, siamo a metà strada, ce la possiamo fare. Ci stanno spegnendo le luci, quindi io direi che è arrivata l'ora di darvi la buonanotte e ci vediamo nel 2025. Ciao!